Salve a tutti, parliamo ora di successioni. Una successione è definita come una funzione dai numeri naturali in numeri reali, che prende un numero naturale n e li associa a n. E quindi abbiamo questi termini a n, i termini a successione, a 0, a 1, a 2, a 3. Si può anche prendere la funzione da un sottoinsieme di n. Allora, vediamo questo esempio, a n e 3n. Allora, abbiamo a 0 che si calcola mettendo 3 per 0, a 1 si calcola mettendo 3 per 1, quindi abbiamo 0, 3, 6, 9, 12 e questi sono i termini a 0, a 1, a 2, a 3, a 4. Se adesso consideriamo, quindi questa successione è definita tramite l'espressione della funzione, tramite l'espressione del termine generale a n è uguale a 3n. Vediamo quest'altra successione, a n è 1 fratto n. Qui non possiamo mettere n uguale a 0 perché abbiamo 1 fratto 0 e quindi definiamo questa successione sui numeri n asterisco, i numeri naturali senza lo 0, 1, 2, 3, 4 e così avanti, perché dicevo comunque si può definire da un sottoinsieme di n. Allora, quindi abbiamo A1, A2, A3, A4. Allora, la regola è 1 fratto n, allora 1 fratto 1 è 1, 1 fratto 2 è un mezzo, un terzo, un quarto. Queste successioni sono definite tramite il termine generale a n. Si può definire una successione in un altro modo, in modo ricorsivo. Cosa significa? Allora, un esempio famoso è la successione di Fibonacci. Comunque si può definire una qualsiasi successione in modo ricorsivo, cioè in generale, però questo è un esempio famoso delle successioni Fibonacci. Allora, cosa significa definire in modo ricorsivo? Significa che diamo all'inizio il valore del primo termine o di alcuni termini, in questo caso dei primi due termini, e diamo una regola come calcolare ogni termine successivo in base ai precedenti. In questo caso an è uguale a n-1 più a n-2, significa che ogni termine è la somma dei due termini precedenti. Quindi iniziamo con 0 e 1 che sono quelli che sono dati all'inizio. Quindi la somma dei due termini precedenti, 0 più 1 fa 1, 1 più 1 fa 2, 1 più 2 fa 3, 2 più 3 fa 5, 3 più 5 fa 8, 5 più 8 fa 13 e così avanti. Abbiamo i termini, la sequenza della successione di Fibonacci. Quindi definire in modo ricorsivo significa che diamo il primo termine o alcuni termini e definiamo i successivi in base ai precedenti. Comunque, giusto, già che ci siamo, perché ad esempio è importante la successione Fibonacci tra le altre cose? Perché se noi facciamo il rapporto tra un termine e il termine precedente, quindi 1 fratto 1, 2 fratto 1, 3 fratto 2, che ho scritto qui, queste frazioni andando avanti all'infinito tendono a questo numero, radice di 5 più 1 mezzi, che è il rapporto della sezione aurea, che ha importanza in architettura, in geometria, e questo numero vale circa 1,6. Per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.